Pare di capire appunto che abbiamo centrato un tema, che la fondazione quindi si stia cominciando a muovere anche su una serie di segnali, una serie di dinamiche di modernizzazione, ma ci stiamo muovendo quindi cogliendo quelle che sono le opportunità date dalla transizione energetica, che era una storia, e ne vede una chiave in più di trovare dei percorsi di rilancio attraverso le opportunità della decarbonizzazione. Ha ricordato il Ministro, no? Ci sono queste prospettive, queste traiettorie di generazione a più basso costo, ne ha dato una metrica. L'Italia ha il vantaggio di avere una localizzazione di passaggio, il Veneto in particolare è un elemento strategico, quella che è la capacità di diventare un hub dell'idrogeno e di utilizzarlo sia per il proprio fabbisogno interno, ma anche tutto quello che è il business dell'esportazione verso altri mercati. Il Veneto si posiziona quindi non soltanto come utilizzatore, non soltanto parzialmente come generatore o come distributore, ma anche come fornitore di tecnologie ad alto contenuto, ad alto valore. Questo ce l'abbiamo un po' dentro la nostra storia, ce l'abbiamo dentro il DNA e ce l'abbiamo anche per il rapporto forte che si sta creando, che si è creato da qualche tempo a questa parte con il mondo della ricerca.